Buonasera a tutti, questa TV, queste nuove radioie di 20 su mese di maggio 2025. Bene, mi sono avvisato che rispondere per tapere qualche difetto questa trasmissione, però non l'ho visto diretto e dovete scrivere che io con due video sono io che da innanzi sapete sta a fianco e non sempre vicino a cara, ecco, e quindi vi nascano le mannazze del toccamento e così via, come per esempio l'acquisto, va bene, salutatoci, ecco, che come da solito è gentilissimo. Bene, con la moderetto a come si presenta Sadie, si presenta ta cocculata metta, un attimino che abbiamo, ecco, si presenta De Goi, si presenta con nuvole, insomma, pesante sopra, marcaiata qualche murinedda, ma in effetti abbandonata non si è visto. Ecco, questa è stata la posa corso. Vediamo, non era su Zaravallo, ecco, era murinedda a bestia, ma verso Asunni, che poi dopo Selata è cominciata a spalazzare e poi ho caso solo e poi tutti i sortei di 20 gradi temperatura massima, 12 gradi temperatura minima. Andiamo a Crasa il De Goi, una murinedda a ora e 7, poi mezzo cocculato, non potuto da dire, pezzi che dai salvatori in poi che a che te die buona. 22 gradi, temperatura massima 13 gradi, temperatura minima. Purtroppo un toccamento e dolo, una persona che viene abbastanza galuzzovana, 78 anni, finché è morto Luigi Mannu, connoto Gigeddu, figlio di Giorgio Mannu e Rosa Calvisi, frate del Solbiato De Graziano, Bustiano, Caterina, Pieroggi, Antoniedda, Biagio, Natalia e Austino. Rinterro storie a Sasunnichi in Saccaia del suo miracolo. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutto da parte del BT TV. Addio lui. Si incannata un altro adesso lupo. Una bella troppa che abbiamo campeggio Parisi, prima in Legginestre, poi in Calapinetta, ben affiatato, una troppa di ammentare, tutte persone del meglio, che gli sei grazie al manno, che non bisogna pruso e altro che per fortuna sono galluviosi insomma e ammentano questa bella troppa che viene affiatata, andiamo d'accordo e si divertivano a maniera e solo. Addio lui. Andiamo da innanzi. Amos invece bella nova, no, però andiamo bella nova, satira bella nova della scrittura, invece Benedetta Ludovica Pala, la Gaglia, a suo mondo in terra sarda e loco visticheso. Buona sorte e buona fortuna a Ludovica e a quello metta sa mamma, per la Gaglia e a suo babbo Gianfranco Pala, pochinesia sempre, manino e di tosso. Certo, lei a che fetta conosce su manneggio, meschino che si è incastanato, prima che sia beneta, assumono Lodovica. A nova è che poi este 20 maggio a 7:30 e sa palestra secca del liceo scientifico, giocata sa BT volley contro sa Astor volley de Oliena. Semifinali, cioè chi è Inget questa la prima partita l'ha vinta sa BT volley e comunque chi è Inget questi spareggio insomma tra BT volley e Astor volley colata a semifinale e poi anche sa finale può chi deve terziare in classifica in serie D. Bene, forza BT volley. Ma mi raccomandato di narrare chi vi abboia sente meta a sa partita. Però anche Stefano ha bisogno di Stefano, ha bisogno di sentire che poi in questa palestra che è una gorratoglio che sono in bombo salvo che si ha che intendere.
appunto che è una gorratoio, però bisogna che chi ha bisogno, ha deciso di venire a fare che stifo, arrivi prima. Insomma, è nato un'ora prima, insomma, cioè, vabbè. Se non fa più un'ora, comunque non arrivate all'ultimo minuto, insomma, tocca anche pubblico poi stasera. Bene, poi andiamo da innanzi, siamo su questa bella scrattea, che devo mostrare. Eccola qua, sono tre scratteas. Queste tre scratteas sono state donate da Giulio Ruiu, il è Pretullò, che in che Satino Rosei, e l'ha già donata da Sannosata. Ecco, questa bella scrattea sono di Sannosata. Due, già adesso vedendo il colore celestino, è stata la il trono praticamente, poi su Michele Probano, o può, sua entità religiosa così importante, eventuale Monsignore e così via, del colore lui, e poi la terra due accostarsi a fare insomma in tono. La sa fatta in effetti su genere di Giulio Ruiu, che è un mastrellin orosuino che come potreste vedere è mano buona, veramente bella scalzata, calzare proprio dei spanto e complimenti e sicuramente grazie da parte di tutto Cantasaida a Giulio Ruiu che ha pensato a questo bello dono di essere a Samosata. Bene, andiamo da innanzi, facciamo de attero, il 31 di maggio, rischia di essere visita ecografica, serologica e tiroidee, in bici, su poliambulatorio, località di Gurumuro, in effetti, la verità è che non è Gurumuro, ma è su Ponte, o un mulino, insomma, Gurumuro, che è a Saterala, ma non ha poco compreso. Sì, non tocca di rispettare lo toponimo, se no non si comprende per nulla. Sono aperte le prenotazioni, compilando il modulo prenotazioni visite e screening bitti, presentate nella sezione prenotazioni del sito no, come non si legge a metà bene, lilt numero.it oppure telefonarne al 0784 38 670 dai 19 a mezzodì sull'Unisi, dai sull'Unisi a Suchenapura, cioè escluso quindi sabato e domenica. Atteros eventos. Allora, su 22 usamos la presentazione di Stella Mea, di Ciriaco Feggio. Relatore sono Bacchilio Bannino, Diego Carro, coordinata Marilena Orunesu. Contata di una pizzocca, Rachela, che vive in Nugolo, sa periferia di Nugolo, da una famiglia emigrata dai vizi, in Umbe, Bata, pure una zia, insomma, una iaia, la chiamano in cui venne da Gaddula, sposata, che non cadere, in Ugoresu, de valentia, chi però assai ne si scopre ti chiesto una sorbile, insomma. E tutta la vita sua, Rachela e del Martino, Moratello suo Sovano, che ne Sovanello, girati intorno a questa iaia sorbile che Rachela poi è andata a finire prima a Barcellona, poi in Argentina e così via, pure una dottoressa era statistichesa, cioè, la contemporaneità, insomma, este tra il passato e oggi, e quindi personaggi che in termini temporali devono essere da parte Gallovios, insomma, ecco. E vabbè, comunque un conto molto interessante, basato, cioè, su questa magia, la credenza, eccetera, eccetera, insomma, ma non la sai spiegare meta bene isso.
Bene, andiamo a giocare da innantesi, l'appuntamento è su 20 battolo, che veste questo memoria an Clemente Biondetti, raduno auto e moto d'epoca, Budusò 25 maggio 2025, però a Boiana Bizzi su 20 battolo, in Piazza Nova, in un bel parcheggiano la macchina, questa macchina d'epoca, moto d'epoca, e tutto la potremo ammirare. E anche poi una visita sul museo o Vizichesu, anche del museo del Sottenore, sono schieni in questa macchina, e poi a Chimusi, anche te me ne hanno soldi a Chimusi, ma non la rai spiegare crasa in un'intervista che chi è questa base organizzativa che questa presenza del questo memoria all'Invizi è la sozio culturale a Chimusi. Videtà è pure un'accoglienza in piazza, insomma, Kindurkes è cosa da manicare, però io posso autista e poi viene carchi spruzzata del tenore. Bene, rammento sempre il bello risultato di Claudia Pala, cioè vabbè, la decisione di Claudia Pala di tornare in Sardegna, ponere a frutto su esperienza e la professionalità sua a Berinne questa startup in Oristano. Ovviamente sempre proacchiamo su Motoraduno, Motorex, che costa su 25 di maio, si parte da Piazza Nova a Sasunnichi, sono circa 50 km, adatta a tutto quanto al moto, e poi battono un contratto che ne BT-Rex, e quindi questa è una cosa concordata in un bel poi insomma, a manicare si è andata a BT-Rex e non mi può essere prevista pure la visita guidata sul parco del BT-Rex. Però prenotare, poi informazione se Giorgio Pacifici Giancarlo Carlo 331 Giorgio 36 Schimanta Kimber 62 al 2. Giancarlo 329 90 Kimber 30 battono 800 e 11. Bene, tancamos che s'hanno stata oie, Ghiranda s'hanno stata, parti cioè melodia bessa missa del ringraziamento e poi a sa schimbe partini da Inia s'hanno stata anche ad arrivare no, che non so verso la 6 se qualche cosa insomma. Bene, e quindi vedete se il BTV all'andare su Benennito in diretta. Andiamo come a sul giornale, e diciamo io te bad, sul giornale, son prenoso che questo affare di Serapina, son prenoso che questi stati e che hanno zappato, hanno arrestato 11 persone. Oh, questo non entra nulla, scusate, sti sbagliata. No, no, Anna bene, Eia, sì, sì, Anna bene. Questo è Misteri e ricordi dell'isola nell'opera Stella Mea. Giovedì 22 maggio, come abbiamo nato, la biblioteca di Bitti ospiterà Stella Mea, l'ultima fatica letteraria di Ciriaco Offedo, l'ingegnere prestato alla letteratura che, dopo aver girato il mondo in lungo e in largo, si dedica con successo alla scrittura di romanzi, finendo con Stella Mea tra i candidati al premio Strega. Il suo ritorno a Bitti segna il secondo appuntamento con la sua comunità di origine dopo circa un anno e che il Veneto possa presentazione è NN, il suo penultimo libro. Ad accompagnarlo nella presentazione di Stella Mea saranno Bachisio Bandino e Diego Carlo, coordinati dalla giornalista Marilena Ornesu. Il libro, permeato di un realismo magico, si scosta da quello che sinora è stato il filo conduttore nei racconti di Offedo, ma è anch'esso intriso in una narrazione suggestiva, in grado di condurre il lettore dentro una Sardegna del secolo scorso, una Sardegna che l'autore lascia giovanissimo per continuare gli studi che dunque non ha, che quindi dice
non ha vissuto, ma che riporta in vita attraverso il ricordo. Vamos innanzi, andiamo Bitti, giornata con la LILT numero, visite e screening. 31 maggio nel poliambulatorio di Bitti si terrà una giornata sanitaria con ecografie e visite senologiche ed ecografiche tiroidee dedicata a cittadini e cittadine. L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Provinciale di Nuoro, l'ILT, con la collaborazione dell'SL Nuoro e il patrocinio del Comune di Bitti attraverso l'assessorato alla sanità. E va bene, l'hanno già nato. Orune, ecco qua, la Corritalia fa tappa nel centro storico di Orune. La manifestazione è organizzata dal comitato principale AIX, dalla ASL Orunese e dalle scuole. Appuntamento domani con la tappa a Orune della 32esima edizione di Corritalia. L'organizzazione tecnico-logistica della manifestazione è stata curata dal Consiglio, dal Comitato Provinciale AIX, quindi non mettono da SL, AIX, non ASL, AIX, dalla ASD Orunese, con la collaborazione degli istituti scolastici e si svolgerà sotto il motto Insieme per i beni culturali ambientali. Bella manifestazione in Orune puro, anche tanta bella cosa. E no che ragioniamo purtroppo di un toccamento dolo che ha podato di un nepote del Don Tottoni, colpito dal calcio del cavallo, l'allevatore muore in campagna. Orgosolo in lutto per la scomparsa del 42enne Battista Mele. Intorno alle 13 di domenica un amico del paese lo aveva raggiunto al telefono mentre si affaccendava nel suo terreno nelle campagne del Sologo. Il consueto scambio di battute, come stai? Che combini? Poi la promessa di vedersi presto. Sembrava una domenica come tante altre, quella trascorsa da Battista Mele, 42 anni, allevatore di Orgosolo, sposato e padre di 2 bambini. Di buon'ora si era diretto verso il suo terreno e azienda agricola per accudire le sue pecore ed in particolare il suo adorato cavallo. E poi nel pomeriggio sarebbe dovuto rientrare a casa proprio mentre il suo paese festeggiava la giornata conclusiva delle celebrazioni in onore della beata Antonia Mesina. Ma il destino evidentemente per lui aveva deciso qualcosa di diverso. Un calcio sferrato dal destriero che conosceva come le sue tasche, un colpo così forte che lo stende a terra. Poi la morte che sopraggiunge quasi all'istante. È la vita che sfuma per sempre in una domenica baciata dal sole e con un cielo azzurro che sembra promettere solo cose belle. Passa un po' di tempo e a Orgosolo, tra i familiari e gli amici dell'allevatore, comincia a farsi largo qualche timore. Battista Mele, infatti, non risponde più al telefono e ai messaggi che gli arrivano sul cellulare. All'inizio qualcuno pensa che sia occupato con le diverse incombenze della vita di campagna o che abbia dimenticato il telefono da qualche parte. Ma poi spuntano i primi dubbi, le prime paure. È successo qualcosa nel terreno del Sologo? Così, nella zona che si trova non lontano dal bivio di Lula, sulla 131, si dirigono alcuni familiari di Battista Mele. È solo all'arrivo del primo intervento, in pochi terribili istanti, il destino inesorabile si para davanti. Il resto è sul giornale. Leghitese. Noia. Allevatore di Orgosolo ucciso nell'azienda del Sologo. Battista Mele, 41 anni, colpito al volto. Lascia la moglie e 3 figli piccoli.
Ora Don Giuseppe Spiga è vescovo, non sarò un pastore da scrivania. A Graiu, in Brasile, l'ordinazione episcopale del sacerdote di Serramanna, un usardo che diventa Monsignore. Decadenza Todde al bivio, decisione attesa per giovedì. Il Tribunale si deve esprimere sul ricorso della Presidente. Si avvicina il giorno della sentenza nel processo davanti al Tribunale Civile di Cagliari sul ricorso presentato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde contro l'ordinanza ingiunzione decisa dal Collegio di Garanzia Elettorale Regionale. Giovedì prossimo, 22 maggio, è infatti prevista quella che teoricamente dovrebbe essere l'udienza decisiva, ma non è escluso che possa arrivare anche un rinvio. Boh, stiamo a vedere che occana Lacconi, l'assessora, la sentenza non ha effetti sulla legge sarda, il TAR del Lazio sulle aree idonee, cioè riferita su fatto che il TAR del Lazio ha praticamente inficiato l'ultimo decreto dopo la questione Draghi eccetera eccetera sulle aree idonee e la legge numero 20 basata proprio su quel recurso decreto. Allora, la recente sentenza del TAR del Lazio che ha dichiarato illegittime alcune parti del decreto ministeriale Pichetto Frattini non ha alcun effetto immediato e diretto rispetto alla legge regionale 20 sulle aree idonee sarde. Lo afferma l'assessora dell'ambiente Rosanna Lacconi, che in una nota segnala come il pronunciamento del Tribunale amministrativo apra uno scenario nuovo rispetto ai poteri attribuiti alle regioni di stabilire fasce di rispetto più ampie per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa statale. Secondo il TAR, continua la rappresentante della giunta regionale, tale facoltà attribuita alle regioni viola da una parte la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, perché sottolinea che le fasce di rispetto previste dalla normativa statale già rispondono a specifiche esigenze di tutela, rendendo ingiustificata l'introduzione di ulteriori limitazioni da parte delle regioni. Dall'altra, però, ritiene necessario prevedere misure di salvaguardia per i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti di energia rinnovabile in corso. Dopo la sentenza del TAR, il Ministero ha 60 giorni di tempo per adeguare il decreto a quanto deciso dal Tribunale. Ci aspettiamo, afferma ancora Rosanna Lacconi, che il Ministero dell'Ambiente apra il più presto un confronto diretto con le regioni, in sede di conferenza Stato-Regioni, per condividere le modifiche che saranno apportate al decreto stesso. In questo contesto potremo capire meglio come Regione Sardegna quali saranno i contenuti nel merito delle modifiche proposte per poter poi valutare se vi saranno eventuali adattamenti da apportare alla legge regionale che regolamenta l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti da fonti rinnovabili. Insomma, narrate il vero che ha inficiato c'è il decreto, parte del suo decreto Frattini, che ha appunto già battuto la legge che tutela la zona del rispetto, però sommatisi tempo no, che secondo l'assessore dà tassa alla regione possibilità di individuare a il vincolo, a terrasaria, insomma, e comunque tutto il de concordare che si stato. Andiamo alla per la Sardegna l'accesso alle risorse è fondamentale. Questa è Alessandra Todde, presidente della regione, narra l'intervento della governatrice al Festival delle Regioni di Venezia. Vogliamo essere competitivi.
per una regione a statuto autonomo, che tra l'altro è anche un'isola, l'accesso alle risorse e alle infrastrutture è essenziale per metterci allo stesso livello delle altre realtà della penisola. Così la Presidente della Regione Alessandra Todde nel suo intervento a margine del Festival delle Regioni a Venezia. Da una parte ha proseguito la governatrice: noi non vogliamo in alcun modo che le risorse vengano distribuite in maniera iniqua, come anche in Sos Comune, perché chiaramente scontiamo un gap infrastrutturale importante a causa di investimenti che non sono stati fatti negli anni passati. Io sono di Nuoro ed è l'unico capoluogo di provincia che non ha il treno. Abbiamo quindi la necessità di investimenti, per questo noi combattiamo e nada poi che brincamos qualche parte, siamo un popolo e questo deve essere rappresentato rispetto alla nostra istruzione e ai beni culturali. Vabbè. Siamo un popolo. No. Intanto però anche un parte del partito e che su popolo non vincono nulla. Andiamo a Sapan, cioè a telenovela de dessa rapina di Livorno, rapina ai blindati a Livorno, sgominata la banda dei saldi. 11 arresti a un mese e mezzo dall'assalto milionario sull'Aurelia. Le indagini dei carabinieri tra perquisizioni, intercettazioni e riprese video. A quanto pare gli sarà buscato un biglietteggio il numero del telefono monouso di Sanocchia. Sono accusati di aver fatto parte del comando che lo scorso 28 marzo è entrato in azione sulla variante Aurelia a San Vincenzo in Toscana e ha assaltato due portavalori, portando via 3 milioni di euro, poi sono ridotto a 2 euro. All'alba di ieri sono state notificate le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Livorno a 11 indagati, accusati a vario titolo e in concorso tra loro di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, esplosivo ed armi comuni da sparo, nonché di furto pluriaggravato, eccetera, eccetera, e così via. Chi sono? Si tratta di Alberto Mura, 40 anni di Ottana, Antonio Moni, 46 anni di Castelnuovo, potete scrivere, uno che genererà Moni, pensate poi sono qua così al del Castelnuovo. Val di Cecina, e cioè Castelnuovo Val di Cecina. Francesco Palmas, 40 anni di Ierzo, Francesco Rocca, 47 anni di Orotelli, Franco Pilas, 46 anni, residente a Barissardo, Giovanni Colombo, 40 anni di Ollollai, Marco Sulis, 36 anni di Villa Grande Strisali, Nicola Fois, 33 anni di Girasole, Renzo Cherchi, 39 anni di Irgoli, Salvatore Campos, 51 anni di Olzai, Salvatore Giovanni Antonio Tilocca, 40 anni di Botida, e invece indagato a piede libero Antonio Stocchino, 47 anni di Arzana. Per lui il GIP ha rigettato la richiesta di misura cautelare sollecitata dal sostituto procuratore Ezia Mancusi, che in questi mesi ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, guidati da Pier Carmine Sante Sicca, e dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro. Operazione Drago. Ma come te lo sono incastrato? Beh, allora, andiamo dai note. L'alibi, i telefoni, usa e getta il bigliettino dimenticato, i particolari dell'operazione. La rapina di San Vincenzo programmata da settembre, praticamente Nana Zappato due schini pisichito de costo in su cuile de costumoni vabbè, insomma, poi bolleghite del giornale, bolleghite no. Tutto nasce
dall'Aio Doc in Toscana. Per gli inquirenti la pista che porta all'isola, per i banditi un mare da riattraversare, per andare a nel Burgone e poi che in questo Burgone sono virati, insomma. Ecco, vabbè. Banda dei Sardi, questo l'abbiamo già visto. Allora, Livorno assalta i portavalori, sgominata la banda dei Sardi, arrestati in 11 tra Ogliastro, Barbagia e Baronia. Saviano, naturalmente Bittorra, narrata la politica isolana e omertosa. Sassodeid smentito lo scrittore. Prima i complimenti ai carabinieri per l'operazione, poi la stoccata allo scrittore Roberto Saviano, che in un video su YouTube aveva indicato la Sardegna come provenienza dei rapinatori, ma indicando nello specifico le zone di Desolo e Sassari. Dopo il blitz che ha portato all'arresto di 11 persone, individuate dalla Procura di Livorno come i presunti autori dell'assalto ai 2 portavalori dell'Aurelia dello scorso 28 marzo, il deputato sardo Salvatore De Ida, Fratelli d'Italia, ha voluto ringraziare i militari e tutte le forze dell'ordine per aver risolto rapidamente il caso dell'assalto ai portavalori e per aver arrestato la banda di rapinatori. Ma il parlamentare ha voluto anche estendere i ringraziamenti al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dottor Bissolo, per la corretta informazione e comunicazione istituzionale, che ha sottolineato l'arresto di una banda di rapinatori senza specificarne la provenienza geografica o etnica, come previsto e richiesto dagli accordi sottoscritti dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione Stampa in merito ai crimini stranieri, al fine di evitare la creazione di pregiudizi. E vabbè, poi è attaccata Saviano, l'esponente dei Fratelli d'Italia però non si è sottratto dal lanciare una stoccata allo scrittore Roberto Saviano. I luoghi comuni e i pregiudizi hanno portato lo scrittore Saviano a commettere un errore, ha precisato, riferendosi ad un video che l'autore di Gomorra aveva diffuso subito dopo l'assalto toscano. Non si tratta di persone provenienti da Desolo né da Sassari, basta con i luoghi comuni, eccetera, eccetera. Vabbè. Quel foglietto con i cellulari, tutti gli errori del comando. Questo l'ho già più o meno contato, ma andate a comprare sul giornale se poi legge tutto su chi vi interessa. Troppe assenze, le danne sul Consiglio regionale, Comandini, che è il suo presidente, striglia i gruppi conciliari. Fratelli d'Italia, nata decadenza Todde in aula. Dopo la reprimenda passa la proposta per le graduatorie. Non ha poco comprendere le graduatorie. La seduta non era obiettivamente una delle più attese, non certo uno snodo cruciale della legislatura. Ecco, in più, la convocazione di lunedì mattina è abbastanza inusuale e può avere creato qualche problema soprattutto a chi doveva tornare dal proprio collegio elettorale, più o meno remoto. Potete scrivere, cioè sull'Uni Manzano, questo non vi hanno una caja, non ha faticato a cliccare sul voto in collegio se non sono califoni. Però quei banchi vuoti erano davvero troppo vuoti anche a voler concedere le attenuanti generiche ai consiglieri dei collegi lontani, insomma. E allora solitamente Placido Piero Comandini si è infuriato, ma insomma, Inoche, a dite un po' son pacani. Edam de Grauso, una parola abbiamo spesa, pure in Inter, ci regalò il sogno della Sardegna al centro del mondo. Porco, la sua eredità, le grandi aziende tecnologiche che hanno sede nell'isola. In effetti, in capo pubblicato un articolo purtroppo di una azienda tecnologica che deriva proprio dai costi scommessa di Grauso. Imprenditori amici raccontano la vita di Nichi Grauso. Oggi a Cagliari alle 16 nella chiesa di Santa Caterina
l'ultimo saluto. Mi ha regalato una cosa bellissima, la sensazione che la Sardegna fosse al centro del mondo, quella che descrive Chicco Porco, uno dei pubblicitari che pianificò la nascita e la crescita di Video Online. Più che una sensazione è la descrizione esatta dell'eredità più grande che lascia Nicky Grauso. Un ecosistema, un gruppo di professionisti che si sono formati con lui e poi hanno saputo crescere e portare avanti le loro aziende. Quella visione di Grauso. Se oggi multinazionali dell'ICT come Accenture o Amazon hanno sede in Sardegna, è grazie a quel sogno che l'imprenditore scomparso denuncia a 76 anni, domenica a 76 anni, ha saputo creare in un'isola depressa e sempre costretta a guardare gli altri dal basso verso l'alto. Grauso è stato il primo che ha fatto un nodo internet in Italia, cioè non binate una terua. In Italia ha visto prima un nodo internet che se non l'ha video online, poi se l'ha comprato la SIP, la ex-SIP, praticamente, Telecom se l'ha comprato. Ma è stato vinasa su sicuro e su munno dopo il Washington Post a ponere sul giornale suo sull'Unione Sarda in rete Unione Online nascite subito dopo del Washington Post Online, non binaiatatelo il suo mondo. Questo succede in Sardegna, che hanno basta pensatore libero. Onore a Nicky Grauso, che veramente merita tanto e tanta data a questa terra. Troppe assenze, comandini stili ai gruppi, vabbè, l'abbiamo già visto, andiamo da innanzi. Andiamo a sa politica internazionale. Vance porta a Leone, vicepresidente degli Stati Uniti, il messaggio della Casa Bianca: venga negli USA. Sul tavolo di Prevost anche l'invito di Kiev a centure, apertura a Tel Aviv. A proposito del Prevost, in visti ma non ha tu chi bini soldi Prevost, cioè che noi ne solo il numero. Chi è ata, cioè chi esce di questa cosa, appunto, che viene soldi prevosto pure in vizi, vabbè, insomma, mannete informazione, poi io lo devo dare a Saida. Beh, una famiglia o pure famiglia, insomma, chi già sentaiano prevosto, come te bisogna il numero, dove biti pure sono onorevole prevosto, no? Noi scorsi bollamento. Torniamo alla politica internazionale. Londra e UE dimenticano la Brexit, però la Brexit è stata, certo si potete pure dimenticare, andare da innanzi, ma è stata, è Bergamo. Intesa commerciale su vari fronti tra Starmer e von der Leyen, e quindi praticamente pur essendo fuori dall'Europa si torna a collaborare in maniera insomma decita. Romania, elezioni presidenziali, Bruxelles esulta per la vittoria di Dan, cioè insomma Putin non resistito anche per nessun candidato suo in Romania. Israele, via libera, aiuti umanitari entrano a Gaza. Una chiatola, questo poverito purtroppo sono in morire Sagana e morire pure un po' sarbomba e non la saiera colare aiuto, lo che si scusa che poi che lo spicaiata Hamas. Per la prima volta da 2 mesi e mezzo 5 camion carichi di aiuti umanitari e cibo per i bambini sono entrati a Gaza attraverso il valico di Keren Shalom, effetto dell'annuncio di Benjamin Netanyahu domenica sera dopo una turbolenta riunione di governo. In questo governo bisogna questo maccoso de Michele de integralistas ebraicos che sono gallumetapeu de Netanyahu. Revisione delle accise, Sardegna beffata, il taglio delle imposte sulla benzina non ha innescato un calo di prezzi, cioè noi lacchiamo la benzina, però cioè, Sardegna praticamente a Sara schiacchete più del 40% della benzina consumata in Italia. Però a quanto pare, io questa accisa
non venite a Sasaras, ma a venite in Livorno e in Civitavecchia. Casi, venite in Sardegna, non hanno dovuto dare la cisa a noi, ma hanno fatto in maniera che in una leggenda, mi pare sia numero 20, del suo 70 Kimbe, una cosa sul genere, praticamente depositos fiscales che sono in fuori e quindi noi perdiamo la cisa. Ma non solo, e sono batto il miliardo da sanno, non solo perdiamo la cisa, ma accanto pare questo fatto che la cisa sia minimata di sa benzina, in no che non si ha che intendere. Andiamo all'ultima nova, che è sempre di politica internazionale, 2 ore di colloquio pronuncia tra Putin e Michele e Trump per una tregua immediata, cioè praticamente pronuncia, cioè, visto che la tregua non veste e non è crasa e nemmeno posti crasa. Il TICUM, che lo chiamano a questo Trump, inizieranno a trattare, credo, a Putin e a voglia, ma il Cremlino frena, vabbè, manco un altro. Previsto un nuovo pacchetto di sanzioni, intanto se Europa le a stringere un pacchetto di torre rassinta a pretende Barroso, se il Cremlino non accetterà di avviare negoziati, ma figurati. Va bene, tancamos los 9 de hoy e no che abbiamo pure roba scritta in inglese, vediamo il debate scritto, la leggiamo qui sul cellulare traduttore, ne si un attimo che poniamo sul traduttore, ecco qua, no, è questo, scusate, questo, vediamo il debate scritto in occhio. Qual è il sogno casuale che hai visto e che non riesci a dimenticare? Raccontamelo. Cioè praticamente un'infiltrazione di questo loc vodesu, qual è il sogno che hai visto e non riesci a interpretare? Raccontamelo, fate scritti in cui e vabbè. Cioè, gli dimo se non rompe 6 scatole, lo lasciamo, poi dopo semmai che lo cancelliamo. Bene, ponemos a tancatura, ecco qua, la sigla. Hoy en que siamo in 43 minutos e 25 secondi di trasmissione. Mi raccomando, venite a fare schifo a sa Beach Volley stasera alle 7:30 in sa palestra del suo liceo scientifico. A menzo vedere e buona tutto dai Beat TV, adiosu e menzo a casa.